Bene, bene, siamo in diretta. Allora, benvenuti, buonasera a tutte e a tutti. Prendiamoci qualche minuto. È arrivato nelle sale della Sardegna Deuciseu, docufilm sullo spareggio del Cagliari Piacenza del 1997 a Napoli, un docufilm firmato da 3 giovani autori cagliaritani, Michele Badas, Michele De Murtas e Niccolò Falchi. Perché il Manifesto Sardo ha organizzato questo confronto? Perché un quindicinale che si occupa di politica ha organizzato questo confronto? Perché questo lavoro non ci racconta solo una vecchia partita di calcio, perché questo lavoro ha fotografato il coraggio di 20.000 persone che si misero in viaggio dalla Sardegna verso Napoli. Un esodo per sostenere la squadra all'epoca guidata da Carlo Mazzone, che per non retrocedere in Serie B aveva bisogno della vittoria. Una partita di calcio che non è solo una partita di calcio. Ecco anche Michele Badas che si è aggiunto con noi, lo salutiamo. Ciao Michele. Salve a tutti, ciao. Intanto vi saluto, Michele De Murtas, Niccolò, Michele Badas, Niccolò Falchi. Con Riccardo Bianco abbiamo deciso di fare questo confronto per analizzare, per riflettere proprio sulle ragioni che hanno portato il vostro collettivo a produrre, a creare questo docufilm. Quindi sicuramente la prima cosa che con Riccardo vogliamo chiedervi è perché e come è nato questo progetto. Però prima di iniziare a dialogare, se siete d'accordo, manderei in onda il trailer. Assolutamente. Perfetto. Bene, vi demicrofono. Ok. Sarà uno spareggio a decidere il pareggio Cagliari Piacenza per la Serie B. Tutti volevano andare a vedere lo spareggio. La gente la viveva proprio come un'ossessione quasi. Tutti lo sapevano, dai manifestini agli striscioni nei muri, tutti a Napoli era lo slogan della città. Un esodo così massiccio di tifoserie non si è mai visto, veramente un popolo che andò a Napoli. Secondo me se c'erano 10 navi avremmo riempito 10 navi. Siamo 20.000 che andiamo a Napoli e vogliamo che il Cagliari si faccia onore e che dimostri che siamo i più forti! Vinciamo 5-0! Che sparata! Alla causa rosso-blu! Mannaggia da E forza Cagliari! siamo gente civile noi! D'imperio, la nave si ferma. Noi siamo 22 ore qui siamo. Io ho percepito la tensione, non la sicurezza. Cominciava a montare la rabbia, ma la rabbia. La carica è la carica. Manganello, via. E rieccoci. Eccoci qua. Eccoci qua. Va bene. Allora, per ritornare alla nostra domanda, sicuramente una delle prime cose che vogliamo chiedervi, perché chiaramente chi vi conosce sa di questo lavoro da davvero moltissimi
da moltissimi anni. Io ricordo di aver sì. parlato una sera incontrando Michele in via Garibaldi dell'idea di questo film e del lavoro che comunque procedeva a rilento veramente tanti anni fa, forse 6-7 anni fa. Allora, come vi è venuta quest'idea? Come è nato questo progetto? Vado io? Prego, prego. No. Ma è nato 6-7 anni fa, non mi ricordo neanche quando. Tra l'altro in periodo estivo. Mi ricordo che stavamo andando al mare in una cala stupenda dopo un pomeriggio. E mi ricordo che avevo appena visto un video, che era proprio il video di Zulai, che raccontava tutta questa epopea. E mi ha ricordato ancora una volta che questo era comunque un evento leggendario, questo alone epico di questo viaggio che ricordavo da quando ero bambino. Erano andati i miei nonni, era andato un sacco di gente che conoscevo e tutti ci raccontavano questa esperienza, le 1000 versioni. Mi ricordo che poi vedendo questo video ho rinfrescato i ricordi e ho pensato che questa storia si trascinava un sacco di tematiche e quindi dal calcio, diciamo, il calcio era come è il fiume che seguiamo e poi si dirama in tanti affluenti che vanno su 1000 tematiche, che possono essere quella dell'isolamento, della continuità territoriale, dei trasporti. Poi anche ci piaceva mostrare questo microcosmo sociale dei sardi e quindi è nata così questa proposta di partire da questo evento che poi si è sviluppata tutta l'idea nel corso degli anni e andare a parare su determinate tematiche a noi care che erano radicate sin da quando eravamo ragazzini. Sì, se posso, quel giorno mi ricordo che eravamo anche colpiti dallo spaccato degli anni 90, da come quel video trasudasse proprio un alone di anni 90. Lui mi diceva, no, ma li devi sentire questi che ce li hanno con gli albanesi, perché quelli erano i tempi degli sbarchi, no? Avete presente a Brindisi le lacrime di Berlusconi per gli affondamenti dei barconi che arrivavano pieni di albanesi. E in effetti arrivava, notavi subito, c'era un vecchio film di Gianni Amelio, non so se avete presente l'America, no? La locandina con la nova stracarica di questi albanesi e i sardi si riconoscevano un pochino in queste immagini e subito ci ha riportato lì, ma anche cose più di costume, di cultura nel senso geografico del termine, antropologico, gli zainetti in vita, come erano vestiti questi. Era interessante e colorito anche mostrare, insomma, un periodo che, insomma, forse non è lontanissimo, ma che è piuttosto diverso dalla vita che facciamo oggi. Sì, sì, diciamo che la scintilla un po' è stato il video di Ziullai, appunto, però proprio anche quando abbiamo deciso dai proviamo a farlo è stato proprio una rivelazione vedere che tutte le persone, che trovavi un sacco di gente che diceva io c'era quel mio amico, c'era quell'altro, cioè, e dopo 20 anni ancora veniva ricordato in questo modo come qualcosa di appunto epico, come un evento epocale quasi di svolta nella Sardegna anni 90. E poi niente, siamo imbattuti in un sacco di storie, tra cui appunto quella che ci ha fulminato è quella di Marco, il ragazzo di Seui, che insomma un po' racconta, cioè io personalmente quando ho sentito la sua storia sono rimasto folgorato perché racconta nel singolare quello che è la storia corale del film e dello spareggio.
Sì, quello è stato un bel momento. Comunque, in generale, tutti i primi momenti, la ricerca è stata particolarmente piacevole, no? Perché poi tu vai in giro, senti le storie della gente, ti riprendi i vecchi giornali, è una roba veramente interessantissima. E noi abbiamo speso diversi mesi così a parlare con le persone e sembrava, questa è una cosa che mi diceva proprio Nicolò, no? Sembrava di sentire i racconti del G8 spesso e volentieri, giusto? Ma infatti direi di soffermarci su questo aspetto, perché a un certo punto la narrazione del docufilm cambia, si viene a creare un'atmosfera, oserei dire, inquietante, di terrore, colma non solamente di pregiudizi, forme di razzismo nei confronti dei cittadini sardi che stavano andando a guardare una partita, forme di razzismo anche istituzionale, perché nel confronto tra istituzioni che dovevano garantire il passaggio dal porto di Napoli allo stadio, si evidenziano proprio forme non solo di incomunicabilità tra istituzioni, ma anche forme di pregiudizio nei confronti di questa marea umana di sarde e di sardi che andavano a vedere la partita e che in qualche modo dovevano essere estromessi dal contesto della città, e questo è evidente proprio dalle relazioni dei giornalisti, dei collegamenti dei giornalisti, da tutto il documento audio e video che avete raccolto. E poi la cosa che ha citato Michele e che mi ha fortemente impressionato nell'intervista del ragazzo di Seui è la gestione dell'ordine pubblico. La gestione dell'ordine pubblico è la gestione di momenti di tensione che vengono chiaramente, consapevolmente strumentalizzati dalle forze dell'ordine per semplicemente, letteralmente, pestare, picchiare i tifosi senza quelle condizioni minime di sicurezza che dovrebbero essere garantite a qualsiasi cittadino che va a vedere una partita di calcio. Sì, assolutamente quello delle violenze della polizia. Io ero uno dei 20.000 al periodo e ricordo, cioè ero un ragazzino, quindi avevo 14 anni e mi ricordo che questa cosa la vidi in diretta, perché comunque tutta la curva era girata verso la polizia, verso questo ragazzo che cercava di recuperare lo striscione, quindi mi aveva colpito tantissimo, insomma, è sicuramente la cosa che mi è rimasta più impressa. E poi la paura anche, perché comunque c'erano state delle cariche, io ero là in mezzo, un ragazzino, e ero scioccato. Sì, in generale è proprio la gestione dell'ordine pubblico nel complesso, anzi forse si può fare un passo ancora più indietro nella gestione di tutto quanto, perché insomma nel momento in cui si sceglie di farla a Napoli questa partita, penso di non spoilerare niente a nessuno, perché tutti conoscono la storia e perché insomma abbiamo anche appena visto il trailer. Però nel momento in cui si decide che questa partita si fa a Napoli, si decide di calarla in un contesto molto complicato, perché insomma pochi giorni prima c'era stato l'omicidio di Silvia Ruotolo, che peraltro parente pure del giornalista, no? Sandro Ruotolo, probabilmente lo conosciamo in tanti, no? Ed era avvenuto in un contesto particolarmente drammatico, perché poi questa donna finisce all'interno di una sparatoria fra clan mafiosi e muore sotto gli occhi dei figli, mentre si trattava la bambina da scuola.
E lì ovviamente Napoli ha i riflettori di tutta l'Italia, appunto. Michele, hai qualche problema col microfono? Sì, non mi si sente? Adesso ti sentiamo di nuovo. Adesso è meglio. Allora, mi avvicino al microfono. Sì, vi dicevo, questo omicidio di Silvia Ruotolo, insomma, catalizza tutta l'attenzione dell'Italia su Napoli e si decide di calare questa partita in questo contesto che è già molto precario. Napolitano poi comunque che la Camorra era particolarmente attiva in quel periodo, scusa. Sì, no, certo, ma poi è una questione anche mediatica, ok? Il ministro degli interni, che allora era Napolitano, va in conferenza stampa e dice va bene, adesso chiamiamo l'esercito per gestire l'ordine pubblico a Napoli. E nonostante una situazione di questo genere, si decide di spostare 20.000 sardi tutti lì, in un contesto in cui già c'è insomma una certa difficoltà e una certa tensione. Sì, nel senso le forze dell'ordine erano già sotto stress, quel contesto era già sottoposto proprio a un momento molto difficile. Se vogliamo linkarlo col G8, anche in quel caso le forze dell'ordine erano veramente diciamo calate in un contesto in cui erano totalmente impreparate e quando sono sotto stress agiscono in una determinata maniera. Quindi sì, a Napoli le forze dell'ordine, le istituzioni non volevano, erano totalmente impreparate a ricevere i ostacoli, quindi hanno fatto di tutto per direttarli, per renderli il cammino, il viaggio più difficile possibile, e questo ha appunto contribuito, diciamo, ad aumentare le tensioni. Beh, comunque la decisione a monte era completamente sbagliata appunto per tutte queste ragioni. Infatti c'è una parte del film molto breve che racconta il tram tram tra le possibili sedi. Ovviamente poi dai sardi era anche era stata vissuta come un'ingiustizia il fatto che la sede era stata designata, che come sede era stata designata a Napoli anziché Roma, che comunque era la più raggiungibile. Però insomma non solo per quello Napoli non era la sede più adatta, come abbiamo visto e come vediamo nel film. Sì, sia dal punto di vista logistico, sia dal punto di vista di quello che vi abbiamo detto, la situazione ambientale, diciamo così. Certo, questo per dire che poi le responsabilità sono sempre a monte, sono le scelte politiche che poi hanno creato una determinata situazione, non tanto le azioni del singolo agente. Sì, Anche un po' quelle, forse. Anche un po' quelle, però Per deciso Napoli è stata una cosa che aveva poco senso, perché la motivazione qual era? Come si dice anche nel documentario, che Mazzone, l'allenatore del Cagliari, era romano. Questa poteva essere una motivazione, quello non si sa, però si sa soltanto che l'allenatore che allenava il Piacenza l'anno dopo poi andò ad allenare il Napoli, quindi c'era tutto un insieme di situazioni che potevano tranquillamente portare, diciamo, a giocare la partita su un terreno più neutro di quello che effettivamente è stato, perché Napoli ha dimostrato di non essere un terreno neutro, anzi la violenza anche da parte non solo della polizia, ma anche il comportamento che comunque è stato permesso da parte dei tifosi napoletani ha creato tutto quel clima di tensione che poteva essere assolutamente evitato. Un altro elemento secondo me molto interessante che viene trattato molto bene nel documentario è il concetto della sconfitta, che in realtà non è una sconfitta, ma si è trattato comunque di una vittoria, nel senso che comunque non si è vissuta questa sconfitta in maniera così negativa. Cioè l'immagine di Tovalieri che piange sotto la curva, i tifosi che applaudono, comunque una squadra che comunque aveva perso, quindi stavano in Serie B, è un qualcosa di veramente incredibile. Quindi se volete raccontare qualcosa che in relazione a questi momenti, liberi pure. Vado io?
Ci prenotiamo? Sì, se vuoi. Allora sì, a me ha sempre affascinato questa storia, seppur per tutti a primo impatto è un ricordo tragico, perché finisce come finisce. Poi anche quando sono esplosi i social, ogni anniversario, che si rimandavano le notizie, le foto di questo, tutti erano lì a dire io c'ero, per dire mi sono sporcato le mani su questa cosa, è stato una cosa che mi ha fatto soffrire, ma cazzo lo voglio dire, io c'ero. E questo rendeva tutto questo viaggio, tutta questa organizzazione, quello che è successo, tutte le dinamiche molto affascinante. Quindi c'è tutto questo fascino della sconfitta, per cui penso che ci sono certe sconfitte possono essere più importanti di certe vittorie se si verificano in determinati attraverso determinate dinamiche. Un po' nella retorica dei loser, dei perdenti, che però alla fine trovano un modo per riscattarsi. E questo senso di orgoglio che vedevo quando intervistavamo le persone che avevano viaggiato, quando ne parlavi nei bar con la gente, poi si tramuta da un senso di redenzione a tutto questo e vedendo il film tutto questo evento viene rivalutato, viene data dignità a una sconfitta. Sì, poi vabbè, non voglio spoilerare il film per chi non l'ha visto, quindi non vorrei raccontare il finale, però insomma sì, diciamo che la dignità i protagonisti nonostante la sconfitta, cioè la sconfitta è come se diede una consapevolezza nuova ai nostri protagonisti. E secondo me è una cosa che arriva grazie alla sconfitta. Comunque, sì, è strana questa cosa, che comunque è ricordato quasi come fosse una vittoria, come se cioè, di solito si tende a dimenticare un evento traumatico anche a livello sportivo di questo tipo, però in questo caso abbiamo notato che la gente comunque era orgogliosa anche di aver partecipato a questa sonora batosta, come dire, no? Sì, è proprio la cosa che ci piaceva fare era proprio raccontare la maturazione di una consapevolezza. Quelle persone partono con un'idea di se stesse e della terra da cui provengono e quando tornano hanno maturato un senso di collettività e di comunità e di identità anche. Era quasi un romanzo di formazione, si può dire, da questo punto di vista. Infatti a proposito di questo, e mi ricollego tra l'altro a una micro recensione che ha scritto su Facebook Claudia Palmas Murgia, che tra l'altro ha fatto un commento in cui ha proprio scritto che guardando il documentario ha pensato ma questo è stato il nostro G8, il G8 dei sardi. Ecco, a proposito di insomma questo senso collettivo di unione, volevo proprio fare una riflessione, perché è vero, questo è un film squisitamente politico che racconta certo la storia dell'esodo di un pezzo di società sarda che si mobilita per sostenere uno dei simboli della propria identità, però analizza, riflette, evidenzia delle contraddizioni che non sono sportive, sono contraddizioni violente, sono contraddizioni autoritarie, sono contraddizioni che svelano un'isola delle disuguaglianze. Che cosa rappresentava quel 15 giugno? Proprio perché l'avete detto voi, il senso della sconfitta, il senso del fallimento, il senso della perdita è stato superato. Alcune personalità intervistate lo spiegano molto bene nel docufilm. Se guardi la Sardegna nella tua quotidiana dimensione sociale interna, non ti accorgi di questo processo di neocolonizzazione in atto. Agli occhi più attenti magari sì,
se la guardi dall'esterno, da un occhio esterno, ti sembra una situazione disastrosa, quasi surreale, cioè c'è la criminale assenza di collegamenti interni, la criminale assenza di continuità territoriale verso l'Italia, verso l'Europa, e poi a un certo punto il docufilm fa emergere anche questa mercificazione crudele anche nelle piccole cose dentro la nave, ai danni dei cittadini sardi, dalle tariffe navali e aeree, dall'assenza di tratte decenti, e se poi aggiungi a questa percezione di ogni persona che vive in Sardegna sulla propria pelle la violenza di un modello di sviluppo economico sbagliato, selvaggio, velenoso, e allora forse a meno che tu non faccia parte di questa ristretta cerchia dell'oligarchia che gode dello sfruttamento, beh, te ne devi accorgere. Quindi probabilmente in quel 15 giugno del 1997 è successo qualcosa del genere, e sono sicuro che sia successo qualcosa del genere, che a un certo punto in maniera collettiva abbiamo aperto gli occhi. Sì, assolutamente. Se posso dico una cosa flash. Quando a un evento vanno 20.000 persone, come diciamo nel film, l'aereo era appannaggio di pochi. Io prima di 20 anni non l'avevo mai preso un aereo, mi sembrava proprio di andare su Marte, proprio con l'astronave. Ho sempre viaggiato in nave, quindi anche uno dei motivi per cui l'abbiamo fatta è anche per raccontare questa roba dei viaggi in nave nelle condizioni in cui eravamo abituati a viaggiare, con queste lunghissime traversate, quindi era un'occasione proprio ghiotta per raccontare finalmente questa condizione con cui siamo cresciuti, ed è giusto ricordare. Poi se pensi che 20.000 persone vogliono andare in determinate città nello stesso momento, significa che anche magari quei pochi che potevano prendere l'aereo e non hanno trovato posto, sono dovuti andare in nave e hanno visto finalmente le condizioni che erano all'ordine del giorno, non erano solo per quella partita. Quindi ci sembrava importante far emergere questo aspetto, che poi non è solo la difficoltà di andare da Cagliari a Roma o a Civitavecchia. Nel film emerge anche le difficoltà nei trasporti dal centro della Sardegna a Cagliari, alla città principale, o il fatto che a Nuoro è l'unico luogo di provincia che non ha una stazione, per esempio. Sì, alla fine effettivamente cioè, veniva fuori anche da questa cosa dei trasporti una certa subalternità, ok? Perché poi questi sardi vanno a Napoli, succede quel che succede, risalgono in nave e in Tirrenia sono tutti napoletani, ok? Cioè, una cosa che forse traspare dal film, che ci piaceva l'idea di far trasparire dal film, era il fatto che tutto fosse imposto, tutto fosse calato, ok? Nel senso che loro si spostano con la Tirrenia e la Tirrenia sì è la compagnia pubblica, ma quanto partecipa la Sardegna? Quanti sardi lavorano sulla Tirrenia, nonostante sia il principale mezzo di trasporto che i sardi devono per forza di cose usare per raggiungere la penisola. Lo stesso, tornando ai discorsi di prima, quanto viene tenuta in considerazione l'insularità? Tutto è calato dall'alto in questo racconto. Ogni scelta, ogni decisione viene subita dai nostri protagonisti. Non c'è mai un'attività, una vera negoziazione. Al limite si trova qualche piccolo compromesso, ci sono delle leggere concessioni, però il discorso che fai tu, Roberto, è interessante, perché poi succede questo, no? Sì. Infatti io ho avuto proprio l'impressione che accadesse veramente una dinamica del genere. Siamo praticamente passatemi questa battuta, da
parlare del nostro G8 a parlare di una specie di nuovo Naracigiri, di una specie di un elemento che ci ricorda molto da vicino il Sadide sa Sardigna il 28 aprile, perché sono veramente pochi gli elementi che hanno unito pezzi di società che hanno compreso le varie dimensioni della società sarda in un contesto addirittura sportivo. Le immagini e le interviste alle istituzioni della Sardegna che cercano in maniera del tutto inutile, in maniera del tutto insufficiente, ma non perché non vogliono, non ci riescono, semplicemente perché nel loro cercare di arrabattarsi attraverso la ricerca di spazi aerei, navi, aerei, trasporti che potessero garantire la fruizione di quella partita, si evidenzia come effettivamente non siamo né una regione autonoma della Sardegna che gode del proprio autogoverno, della propria autonomia, e non siamo nemmeno compresi in maniera equilibrata all'interno di quel discorso, di quel patto istituzionale che ci lega allo Stato italiano. Lì si evidenzia come sia fallito la relazione, il collegamento, il patto costituzionale che ci lega proprio allo Stato italiano, perché non siamo riusciti in grado come istituzioni di trovare delle soluzioni decenti per i nostri cittadini che dovevano fruire di quella partita. Sì, si evidenzia proprio in maniera plateale come la questione non si era mai affrontata veramente, perché lì vedi proprio in maniera chiara e cristallina che non ci sono collegamenti. C'era una settimana verso Napoli, verso comunque una delle principali città del sud. A Civitavecchia erano pochissimi, quindi è proprio, ci piaceva sottolineare come è evidente che la questione non si era mai affrontata dalle istituzioni in maniera seria, è proprio lì, è proprio plateale quanto siano impreparati. Certo, assolutamente. No, insomma, ancora oggi è così. Poi noi raccontiamo questa storia che è di 26 anni fa e che parla della Sardegna, però in realtà, insomma, non siamo gli unici a vivere la periferia, ok? Cioè, tanta parte, ovviamente, tutta nel sud Italia, dell'Italia vive delle contraddizioni simili. Ora, io per esempio Michele non lo vedo più, penso che sia in volo per Reggio Calabria, e lui stesso mi raccontava, rimaniamo sempre nel contesto della partita di calcio, lui lavorava a Reggio Calabria, voleva andare a vedere la finale dei playoff adesso a Bari, e gli è costato un viaggio micidiale, che io per esempio, che in Calabria, in Puglia non sono mai stato, non immaginavo, però un viaggio in macchina interminabile su delle strade veramente impresentabili, ok? Quindi non è un problema solo nostro. Nella nostra storia c'è il mare, che poi magari crea un'immagine potente e ti fa sentire magari ancora più isolato, però questo senso di periferia credo che sia molto vissuto all'interno dell'Italia. Intanto salutiamo Michele Badas che ci riascolterà quando atterra, perché doveva prendere un aereo. Un'altra cosa interessante da analizzare, per ritornare nell'ambito calcistico, nell'ambito sportivo, è certamente la composizione delle tifoserie a sostegno del Cagliari. C'era qualcosa cioè una galassia praticamente, per chi non conosce la storia delle tifoserie. Certamente c'è una parte del docufilm che analizza
quella composizione che non riflette, tra l'altro, Cagliari, la città metropolitana, ma riflette l'intera Sardegna. Riflette l'intera Sardegna e riflette anche dimensioni sociali differenti, perché si va dai piccoli paesi, si va addirittura da tifoserie degli emigrati sardi. Erano presenti anche le tifoserie degli emigrati sardi a quella partita. Veramente ho trovato la geografia, l'analisi della geografia delle varie tifoserie, piccole, grandi, storiche, addirittura improvvisate, molto, molto interessante, a tratti anche divertente, davvero emozionante, anche perché anche lì si entra nel merito delle contraddizioni della nostra terra, si entra nel merito anche del superare, per esempio, pregiudizi razzistici, come il tentativo del signore che ha fatto la tifoseria con lo striscione, come si intitolava? Curva Pecora. Sì. Sì. Una storia bellissima quella. Sì, no, poi Adelmo è un personaggio particolarmente divertente e anche significativo. In realtà è stato veramente, giusto per smorzare un po' i toni, noi Adelmo lo conoscevamo senza sapere chi fosse, ok? Nel senso che avevamo visto la sua faccia in fotografie, in video, sapevamo che era lì, che aveva questo striscione curva pecora, però non riuscivamo a trovarlo. E sapevamo, abbiamo cercato il suo nome sulle pagine gialle, abbiamo visto che a suo nome c'era un bar a Pula, per cui io e Michele ci mettiamo in macchina, andiamo a Pula con una foto di Adelmo appresso, pronti a stoppare la gente in giro per Pula e dirgli: conosci questo uomo, no? E cercarlo in questo modo. Fatto sta che noi arriviamo a Pula, parcheggiamo la macchina, fermiamo un passante e gli chiediamo: senti, ma non è che conosci Adelmo Rambaldi? Sì, abita lì. E quindi lo troviamo in un momento. E lui è un bel personaggio perché, nonostante sia un rappresentante magari di una classe sociale non alta, diciamo, ok, ha una coscienza anche politica che non ti aspetteresti. Lui è uno di quelli che ci ha fatto i ragionamenti più profondi proprio sulla gestione dell'ordine pubblico. Era uno dei pochi che si ricordava il fatto di cronaca dell'omicidio Silvia Ruotolo, ed è stato bello anche vedere come delle figure che non ti aspetti possano anche nascondere una coscienza anche politica di un certo tipo e farti delle analisi che ti aspetteresti magari da giornalisti o dal presidente della regione, e invece te la fa il barista. Sì, esatto. Cioè, nel nostro documentario si vede veramente, come ho detto, un microcosmo, veramente tante figure di diverse estrazioni sociali che reggono alcuni discorsi anche importanti, non dico di inchiesta, però che sono molto importanti a mettere dei punti narrativi sugli eventi. E quindi ci faceva rappresentare tutta questa gente e fare in modo che esprimessero anche loro stessi le loro radici, quel lavoro che facevano, da dove vengono, cosa pensavano, perché comunque è mettere insieme tante memorie diverse che a volte divergono nel corso del documentario. Infatti Adelmo e Marco hanno due idee diverse sullo striscione, per esempio, per fare un esempio. E quindi ci faceva mettere insieme tutta questo insieme di personaggi, che poi anche alla prima, quando l'abbiamo presentato, veramente c'era dal presidente della regione all'Ultras, al fruttivendolo, ed è stato molto significativo vederli tutti insieme, presenti nello stesso posto. Questo per dare, diciamo, una raffigurazione quanto più aderente alla realtà di chi c'era lì,
perché è una cosa che ha riguardato veramente tutti, perché alla fine il calcio, comunque gli eventi di questo tipo riescono a mettere insieme persone che non starebbero mai assieme, non andrebbero a bersi un caffè neanche per 5 minuti. Assolutamente, non solo, anche perché poi il popolo di questo viaggio era così vasto e questa partita era così sentita ed era così importante che comunque lì inizia a Napoli va gente che in trasferta non c'era mai andata, per tantissimi, e non solo per motivi d'età, perché magari c'erano i diciottenni che facevano il primo viaggio da soli, però c'erano anche, insomma, tante persone a cui non era mai balenato in testa l'idea di adesso vado in trasferta, mi faccio un viaggio per vedere la partita del Cagliari, e invece lì li trovi tutti insieme, e hai insieme le famiglie coi bambini, il nonno coi nipotini, gli ultra, e tante cose diverse che si fondono. Uno delle ragioni che poi ci ha fatto fare questo film è che c'era veramente la possibilità di raccontare l'intera società. Esatto. Appunto, un popolo, far vedere negli luoghi del lavoro. Scusami. Sì. Vai no, pure. Scusa, Niccolò, parla tu. No, proprio la nostra intenzione era proprio farli vedere nel posto di lavoro, ognuno è inserito nel suo contesto e ci piaceva proprio che raccontassero loro stessi, era molto importante, proprio, non voglio dire la frase banale, dar voce al popolo, però il focus è sempre sui tifosi, sulle persone che hanno fatto il viaggio. Quello è stata una condizione importantissima su cui abbiamo premuto tantissimo, proprio chi ha fatto il viaggio dal punto di vista del tifoso nel nostro documentario ha le luci ben puntate. Infatti, se posso... Prego. Giusto l'ultima cosa, perché questo è uno dei temi centrali del film. Noi abbiamo riportato nei sottopancia classici, no? Abbiamo riportato il settore in cui il personaggio abitualmente va allo stadio, ok? E magari chi non è abituato ad andare allo stadio, non va frequentemente allo stadio, non lo sa, ma di solito non corre proprio buon sangue fra i vari settori dello stadio, ok? Per cui spesso la curva nord fischia i distinti, o la curva sud, e le varie canzoni Il Cagliari siamo noi, per dire noi che stiamo in curva nord, non voi altri negli altri settori dello stadio, e invece in quell'occasione diventa un corpo sociale unico, tutto si fonde. Era bello questo, ed è una delle ragioni per cui abbiamo deciso di inserire i settori dello stadio nei sottopancia, e succede con i settori dello stadio, succede con i ceti sociali, ed è successo anche a livello politico, ok? Perché improvvisamente Palomba e De Logu si ritrovano sulla stessa barca e anche loro maturano una certa consapevolezza di subalternità rispetto allo Stato centrale, ok? È bello, di questa storia è bello che puoi calare tutto dal generale al particolare, va dal grande al piccolo, e la stessa cosa è successa a tutti i livelli. Esatto. Infatti mi voglio ricollegare alle parole di Niccolò e di Michele, perché dobbiamo davvero mettere in evidenza il fatto che quella rabbia, quel coraggio, quel senso di unità che è sbarcato a Napoli nel 97 non è nato a caso, e non è nato dalla voglia di stare in Serie A. Questa cosa è nata dalla consapevolezza di essere costretti a vivere un modello di sviluppo sbagliato, e l'avete detto, perché è molto importante ricordare i giorni precedenti al 15 giugno del 97, che sono i giorni che hanno proprio rappresentato quel tipo di rottura della percezione, la percezione che non eravamo una collettività nazionale e invece lo siamo. La percezione è che possiamo praticare il cambiamento dell'ordine, delle cose esistenti, solo se apriamo
gli occhi sul nostro non essere italiani, o meglio ancora sul nostro non poter essere italiani a causa di condizioni storiche, di un processo mai concluso, di centralismo politico e culturale. L'altra cosa che secondo me va davvero evidenziata è che non si tratta solo di quei 20.000. Possiamo ben dire che non erano solo quei 20.000, perché al ritorno, e lo si vede nelle immagini, nel porto di Cagliari non c'erano i parenti di quei 20.000, c'era una marea umana che rappresentava la società sarda ad accogliere il ritorno di quelle navi. È quella marea umana che ha rotto il tabù dell'autodeterminazione, di quel patto costituzionale di cui vi parlavo prima, perché veramente l'accoglienza che hanno ricevuto quelle persone al rientro a Cagliari è un qualcosa che va al di là della competizione sportiva, è un qualcosa che va davvero al di là di del desiderio, del bisogno di fruire di una partita di spareggio, un qualcosa che ancora oggi è radicato nelle persone che hanno vissuto quell'esperienza e anche nelle persone che non l'hanno vissuta. Dopo aver visto il film, io ho chiesto a tante persone giovani e meno giovani se o si ricordavano di quell'evento o se ne avevano sentito parlare, e tutti ne hanno sentito parlare, perché è un qualcosa che viene anche in qualche modo tramandato da amicizie che hanno partecipato a quell'evento a Napoli. Sì, un qualcosa che comunque rimane nella memoria dei sardi. Io che ho 36 anni, comunque c'è sempre stata l'immagine di questo spareggio, di questa cosa successa a Napoli. Parlando con persone che hanno o la mia età o più grandi, su 10 persone, 5 ci sono state, gli altri hanno amici che sono andati materialmente là a vedere la partita. C'è un qualcosa che rappresenta in pieno un periodo storico che poi era quello dove effettivamente poi sono arrivate le low cost che hanno sicuramente cambiato un po' l'approccio per noi sardi di poterci muovere leggermente in maniera minore, però all'epoca sicuramente ci sarà stato anche l'idea del tipo non posso andare alla partita, non posso andare a vederla, allora io voglio andare a vedere la partita, quindi sicuramente c'è stato proprio un'idea di lotta di popolo per cercare di eliminare queste distanze. Ed è stato anche detto durante la prima, che è stata secondo me una frase bellissima, dove probabilmente quel 15 giugno, anche giorni prima, i sardi si sono accorti di non essere italiani, perché l'Italia non li vuole materialmente. Cioè hanno dimostrato che giorni e giorni di trattative per avere delle navi hanno portato a poco, diciamo, poi effettivamente si sarebbero riempite 10-20 navi, si sarebbero riempite, perché comunque la gente che voleva andare era tantissima. Direi che secondo me una cosa molto importante è ricordare adesso per quanto tempo siete nelle sale e dove, perché è molto bello il discorso che stiamo facendo, ma è importante che più persone vadano a vederlo, perché comunque ci vuole un supporto anche per quello che hanno fatto questi ragazzi, che sono 7 anni che ci lavorano dietro questo progetto. Ve lo dico, dal mio punto di vista personale è un lavoro di altissimo livello, quindi chiedo ai ragazzi di darci diciamo delle indicazioni in merito. Tu? Vai, sei più bravo nella promo. Va bene, e allora ve la metto subito, la butto subito in retorica, nel senso che comunque adesso stiamo affrontando una bella sfida, no? Perché siamo nei cinema e siamo anche nei multisala e contemporaneamente, insomma, chi va al cinema può guardare anche il film Disney, può guardare il film della Marvel, c'è la Warner Bros. Noi comunque siamo una realtà indipendente che, insomma,
sta, se vogliamo, anche sfidando questi colossi della produzione cinematografica, con un film sardo, fatto da sardi, che parla della Sardegna e soprattutto prova a dare un'immagine che per una volta non tradisce la subalternità culturale di noi sardi rispetto agli italiani, cioè non sono più i nuraghe, i pastori, non sono più i sardi che si identificano, che si mostrano fuori nel modo in cui sono visti dai continentali. E noi stiamo facendo questa, che è una sfida difficile, complicata. Il film rimarrà nelle sale almeno per un'altra settimana. I palinsesti dei cinema cambiano il giovedì solitamente, per cui noi dovremmo essere al cinema nella maggior parte delle sale in cui siamo ora, almeno fino al 5 di luglio. Quindi per un'altra settimana. Già una piccola sfida l'abbiamo vinta, perché siamo stati rinnovati in tante sale, in cui oggi doveva essere l'ultimo giorno e invece siamo riusciti ad avere un'altra settimana di programmazione. I cinema qui a Cagliari e Interland sono il Notorious, il The Space, sia di Quartucciu che di Quartu. Siamo anche a Oristano, siamo anche... Di Sestu che di Quartucciu. Sì, scusatemi, grazie. Siamo anche a Oristano e siamo anche a Iglesias, al Cinema Madison. Speriamo anche di espanderci. Naturalmente, insomma, lo immaginerete facilmente, quando un cinema è piccolo, magari di un piccolo centro, che non so, il primo che mi viene in mente magari è Tortolì. Se hai solamente una sala e devi scegliere se mandare il film indipendente sardo oppure mandare una grossa produzione della Disney, lì per noi la battaglia è difficile, però insomma, se andiamo al cinema e dimostriamo che la gente è interessata, vuole vedere questa storia, vuole vedersi al cinema perché è una storia che parla di noi, allora andiamo a vedere questo film e facciamolo espandere a macchia d'olio. Bene. Sì, esatto. Poi volevo dire solo una cosetta, cioè la nostra intenzione è portarlo ovviamente oltre che in Italia anche nel Nord Sardegna, quindi ringraziamo chi ci sta chiedendo, ci messaggia per vederlo fuori, stiamo lavorando per organizzare proiezioni anche nel nord e soprattutto nel centro Sardegna, ci piacerebbe molto portarlo. Sì, come ha detto lui, è una sfida contro i titani. Oggi abbiamo scritto su Instagram proprio che ci sentiamo un po' come una nave pirata, come una sorta di virus nel sistema che sta rompendo gli ingranaggi, e speriamo di continuare a romperli in modo tale da resistere al cinema. Molti dei quali stiamo facendo dei buoni numeri, soprattutto nel cagliaritano, però c'è il bisogno sempre del supporto, perché è una realtà veramente indipendente, fatta da un gruppo di amici, è importante, è un segnale politico anche che arrivi in determinate realtà e soprattutto a resistere. Bene, assolutamente. Intanto ricordiamo anche chi ha sostenuto la produzione di questo film, il Circolo della Confusione, l'ISRE, l'Istituto Etnografico Sardo, il contributo della Regione Sardegna, il supporto di Sardegna Film Commission, la collaborazione del Cagliari Calcio. Certo, ovviamente fare un film costa, ok? Cioè, diciamoci la verità, bisogna sostenere dei costi, e in questo, grazie a Dio, la Regione Sardegna investe ogni anno in cultura e nel cinema, e quindi insomma siamo fortunati ad avere anche la Sardegna Film Commission che rende possibile poi a determinati lavori di arrivare in porto, di essere distribuiti o anche solamente di raggiungere un determinato livello qualitativo. Questo è importante, sono istituzioni pubbliche ed è importante che il pubblico investa in queste cose. E poi ovviamente c'è il Circolo della Confusione, che è la piccola casa di produzione che ha voluto scommettere su Deuciseu, così, dal nulla, in un momento in cui peraltro sembrava che il film non si sarebbe più fatto, perché insomma
mancavano letteralmente i fondi per poterlo portare a termine, e così quasi per gioco un giorno è stato detto: ascoltate, abbiamo questo film, è fatto, iscriviamolo a un bando, perché comunque avevamo già girato tanta parte delle interviste, avevamo già raggranellato un po' di materiale del repertorio, e allora insomma Claudio Marcelli lo citiamo, lo ringraziamo, perché comunque ha una parte importante in questo lavoro, ci ha detto: ma presentiamolo ai bandi, e così insomma si è messo in moto poi tutta la macchina che oggi ci ha portato fin qui. Va bene, intanto è importante anche ricordare che chi volesse poi rivedere o vedere questa diretta la potrà riprendere dalla pagina Facebook del Manifesto Sardo, dalla pagina YouTube, la posteremo anche sulla pagina Instagram e anche nel sito del Manifesto Sardo si potrà rivedere, perché la diretta sta andando su queste 3 piattaforme: sito del Manifesto Sardo, pagina YouTube e pagina Facebook. Senza censura? Senza censure. Giusto dirlo. Integrali. Integrali. Piace a noi. Senza tagli. Esatto. Senza tagli, con i miei colpi di tosse. No, in realtà te la sei cavata alla grande. Direi che la tua ugola ha dimostrato di essere... No, ma non mi avete sentito perché mi toglievo l'audio. Quando stavate parlando e c'era solo la vostra immagine, io mi toglievo l'audio e iniziavo a tossire come un demonio indemoniato. Queste sì che sono skills. Esatto. Sono anni di gestione della regia che fanno i riflessi. Va bene. Io direi che possiamo concludere qui la nostra diretta. Sicuramente come redazione del Manifesto Sardo continueremo a seguire l'evoluzione della promozione anche attraverso la diffusione e la pubblicazione dei comunicati stampa del vostro ufficio stampa, e certamente le parole che ci siamo detti oggi faranno parte di una mia personale recensione che pubblicherò nel nuovo numero del Manifesto Sardo. Io ringrazio voi per averci dato l'opportunità insieme a Riccardo di fare questa chiacchierata, questo dialogo, questo confronto. Ringrazio Michele De Murtas, Niccolò Falchi e Michele Badas, ma ringrazio anche tutti i soggetti, le organizzazioni e le persone, che sono veramente tantissime, che nel corso degli anni hanno dato anche un piccolo contributo di idee e di collaborazione. Ringrazio i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che hanno avuto la pazienza di stare con noi per ben 58 minuti e vi saluto. Grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti i lettori del Manifesto Sardo. Esatto. È importante comunque è stata questa live anche per aprire un po' i temi e sviscerare i contenuti che saranno poi nel documentario, quindi grazie mille per averci ospitato e averci dato questa possibilità. Grazie a voi, alla prossima. Grazie. Ciao.